Confagricoltura Padova è stata sponsor del CICAP Fest 2019, il Festival della Scienza e della Curiosità, che si è svolta dal 13 al 15 settembre lungo le vie della città di Padova e nei suoi luoghi simbolo. Confagricoltura ha presentato 2 momenti divulgativi al CICAP Fest. Il primo di questi si è svolto sabato 14 settembre presso l'archivio antico di Palazzo Bo e aveva come tema Dalla selezione delle piante al genoma editing, l'importanza dell'intervento umano nel miglioramento delle piante. Molti gli intervenuti al convegno, di cui vi mostriamo una breve sintesi in questo video. Tanto perché la scienza non sta ferma, per fortuna, la scienza avanza. E perché oggi siamo agli inizi di una nuova rivoluzione? Perché da un lato abbiamo sviluppato nuove tecnologie. Se parliamo di trasferimento di geni, abbiamo imparato a trasferire i geni in maniera molto più efficace, senza la resistenza ad antibiotici, che era una cosa che aveva preoccupato tanto. Abbiamo imparato quali sono i pezzettini che riescono a regolare i geni e quindi riusciamo a metterli sotto promotori che sono gli stessi promotori dei geni presenti nella pianta e non quelli dei virus che si usavano una volta. Poi si è sviluppato CRISPR-Cas, che è un sogno che è diventato realtà per i genetisti ma anche per i miglioratori genetici, perché ci consente di, e questo ve lo spiegherà meglio Anna, di andare a modificare in maniera puntiforme singole basi che noi scegliamo di voler modificare, quindi ci consente di riscrivere il codice genetico con delle modificazioni molto precise. E dall'altra parte, cosa non meno importante, abbiamo i geni con cui giocare, perché quello che aveva caratterizzato la prima fase della rivoluzione degli anni '80 era il fatto che comunque i geni a disposizione erano limitati e non sapevamo bene cosa facevano, molto spesso era un approccio casuale, provavo a metterli dentro e vedevo se mi davano il risultato che mi andava bene. Oggi, con lo sviluppo tumultuoso della genetica a partire dagli anni '90, noi iniziamo a conoscere quali sono i geni che controllano le caratteristiche importanti per le piante, riusciamo a riconoscere quali sono le singole basi dentro quei geni che quando modificate ci danno il risultato che vogliamo, e questo ovviamente ci mette, se combiniamo la tecnologia, che sia la tecnologia cosiddetta cisgenica, che sia la tecnologia dell'editing, con la disponibilità di conoscenza e informazione sotto forma di geni, perché sappiamo cosa fanno, ci permette di utilizzare questi 2 tipi di informazione per ottenere delle piante che sono sì frutto sempre di operazioni di laboratorio, ma che sono in tutto e per tutto indistinguibili da quelle che si potrebbero ottenere o per mutagenesi chimica, come si è fatto per lungo tempo, o che potrebbero essere il risultato di mutazioni spontanee che avvengono in natura. Questa è la situazione in cui siamo. Ovviamente noi riteniamo che ci sia molto spazio per utilizzare queste tecnologie perché abbiamo 2 obiettivi, anzi forse un obiettivo fondamentale, che è quello di riuscire a migliorare la sostenibilità dell'agricoltura, fare in modo che produrre alimenti costi di meno sia per l'ambiente sia anche in termini economici. Dobbiamo garantire simultaneamente sostenibilità ambientale e sostenibilità economica e se possibile anche sociale. Combinare queste cose non è semplice. Noi crediamo che la genetica possa dare una risposta. In realtà CRISPR e l'editing genomico, ma il progetto Biotech utilizza anche un'altra tecnica che è la cisgenesi, che fa sempre parte, diciamo, di questa categoria di biotecnologie considerate sostenibili, soft, smart, eccetera. Poi magari ci soffermeremo su questo aspetto, diciamo, linguistico, che allude a una diversità rispetto alla biotecnologia della generazione precedente. Pensiamo al pomodoro, se vogliamo fare un esempio, perché è uno dei prodotti più iconici per i consumatori italiani. Il progetto Biotech mira a utilizzare queste new breeding technique per migliorare la resistenza agli stress ambientali, a parassiti, ma anche la qualità del prodotto, in particolar modo la consistenza della polpa, il contenuto in antiossidanti. Penso che a tutti quanti sarà capitato di mangiare qualche pomodoro e pensare non sa di niente, oppure di sentir dire non esistono più i pomodori di una volta, eccetera. Effettivamente c'è un problema. Negli anni 80-90 il miglioramento genetico del pomodoro
ha inseguito delle caratteristiche che erano quelle che interessavano principalmente la grande distribuzione, quindi maneggiabilità, trasportabilità e talvolta un po' a discapito del sapore. E le varietà si sono anche ridotte una manciata, quelle diciamo a larga commercializzazione. Però adesso siamo finalmente nelle condizioni di invertire la rotta, perché abbiamo il genoma, anzi i genomi del pomodoro. Su Science è stato pubblicato il profilo metabolico di 400 varietà addirittura. Abbiamo uno strumento come CRISPR che consente di eseguire modifiche mirate lettera per lettera, ma anche molte modifiche in contemporanea se necessario, perché si dice multiplexabile. Quindi è molto versatile e quindi si può immaginare di riunire il bello del nuovo, cioè la modernità della produttività, della praticità delle nuove varietà di pomodoro, con il buono del vecchio, no? Per cui si parla di reinselvatichimento mirato, cioè andare a ripescare nelle varietà selvatiche o nelle varietà un po' dimenticate quelle caratteristiche che possono riportare un arricchimento dal punto di vista della sensazione al palato. Esiste anche un'altra possibilità che è stata esplorata con un lavoro davvero impressionante pubblicato su Nature Biotechnology, che è quella della domesticazione ex novo. Cioè con CRISPR si può immaginare addirittura di ripartire dal progenitore del pomodoro e rifare in una specie di fast forward tutta la domesticazione, però questa volta science-based, sapendo benissimo cosa andiamo a modificare, quindi riacquisendo le caratteristiche utili della domesticazione, ma senza perdere quelle caratteristiche che invece ci dispiace di aver perso la prima volta, insomma, che abbiamo domesticato e migliorato il pomodoro con gli strumenti che avevamo via via, le conoscenze che avevamo via via. Quindi la posta in gioco è davvero grande. Diciamo che se poi questi prodotti davvero riusciranno ad arrivare sul nostro piatto nei campi, dipende non solo dalla biologia delle piante, della creatività dei ricercatori, ma anche dalle regole che la politica deciderà di dare. Perché se sulle piante editate dovessero gravare diciamo, il peso burocratico, i rischi di ostruzionismo che gravano sulle piante geneticamente modificate con l'ingegneria genetica, questo scoraggerebbe la ricerca pubblica, scoraggerebbe le piccole compagnie e di fatto lascerebbe in campo le grandi industrie, che sono quelle che sicuramente inseguirebbero obiettivi diversi, si occuperebbero di piante coltivate su larghissime superfici, commodities e tratti utili diciamo, per la coltivazione e per la lavorazione industriale più che magari per il consumatore. Quindi questa sarebbe un'opportunità sprecata. Italy, tu sei qui in rappresentanza un po' sei la voce degli agricoltori e voi prima di arrivare a quello di cui avete bisogno vi trovate comunque di fronte a dover affrontare delle sfide, cioè quindi ancora prima di dire io vorrei, insomma il mulino che vorrei, no? Me lo immagino così, voi avete un sacco di problemi che vorreste in qualche modo risolvere. Hai voglia di raccontarcene qualcuna di queste sfide che vi trovate ad affrontare? Sì, certo Beatrice, grazie. In effetti è proprio così. Agli agricoltori che mi fa piacere possano essere oggi a questo tavolo insieme, a parlare insieme di queste sfide e di come affrontarle, vengono richieste diverse cose, perché ci troviamo davanti a un pianeta con una popolazione in costante aumento, sta rallentando l'aumento, ma arriveremo probabilmente intorno agli 11 miliardi da qui a 80 anni. Quindi popolazione in aumento, aree coltivabili, terreni adatti ad essere coltivati in diminuzione per vari motivi, principalmente perché il clima sta cambiando, il pianeta si sta riscaldando, questo si traduce in eventi climatici estremi, salinizzazione delle falde, un po' di desertificazione che aumenta e quindi tutte quelle aree del pianeta che già oggi sono coltivate ma meno fertili sono le prime a pagare il prezzo di un clima che cambia.
Apro una parentesi, il 17% della superficie europea già oggi ha problemi di approvvigionamento idrico, soprattutto l'area mediterranea. Tradotto in popolazione l'11% della popolazione europea, quindi è già qui e dobbiamo affrontarlo. Quindi sfide climatiche, sfide di produttività per somare la popolazione, sfide ambientali, perché la società giustamente ci chiede di essere sempre più sostenibili anche per l'ambiente nel nostro processo produttivo, sfide economiche, perché ciò che produciamo deve pagare il lavoro degli agricoltori e contemporaneamente essere a buon mercato per il consumatore. Quindi dobbiamo produrre sempre di più, come il professor Morgante sottolineava, sempre meglio e con meno. È una sfida di ottimizzazione dei fattori della produzione, è stato accennato anche prima. Io sono d'accordo, penso che sia imperativo, vorrei dire etico, che ogni ettaro coltivato dia il massimo possibile, ogni input produttivo investito su quell'ambiente, su quel terreno, deve poter dare il massimo, perché ogni alternativa si traduce in uno spreco e quindi in un impatto ambientale, e è nostro obiettivo invece di tutta la società che questo si riduca e si ottimizzi. Affrontare queste sfide non significa avere una risposta, cioè una bacchetta magica, perché mi accorgo che ci sono tante risposte diverse a seconda del problema, e quindi semplificare con uno slogan o con una risposta semplice è sempre deviante e porta a precludersi strade che in alcuni contesti possono essere